Benvenuti ad una nuova puntata di X-Lab Podcast, il podcast che nessuno ha chiesto ma di cui tutti avete bisogno. Oggi siamo qui in una location un po' diversa, sentite un po' di però vabbè, siamo in un parco, purtroppo non avevamo altri posti dove registrare. Siamo qui a grande richiesta, un altro membro dell'X-Lab, siamo qui con Jacques Mugumbi. Ciao belli. dopo la sigla. Ed eccoci qui di nuovo con Jacques, tutto bene? Sì dai, facciamo andare bene. Come ti sei svegliato stamattina? Dai, piuttosto bene, dai. Ascolta, oggi vorremmo chiederti un attimo la tua storia, le tue passioni, come sei venuta a contatto con la musica e tutto il resto. Ci parli un po' della tua infanzia? La mia infanzia, vabbè, sono nato ad Oro il 22/9/1987. Vabbè, dai, che posso dire? Con i miei, vabbè, ho rischiato di andare a vivere nel paese di mio padre, vabbè, Zaire, ex Zaire, attuale Repubblica Democratica del Congo. Quindi Che tu saresti del Congo? No, io sono italiano, dichiaratamente italiano, nato italiano e morirò italiano. Ah, ok. No. Ma quindi tuo padre sarebbe del Congo e tua madre no? Sì, mia madre no, italiana. Ah, ok. 19/7 del 68, prossimo ai 57 anni fra una settimana. Ah, ok, ho capito. E quindi sei nato qui a Vigonovo, giusto? No, sono nato ad Olo. Ah, a Dolo, Sì. ok. Sei nato a Dolo e più o meno dopo cosa fai? Vai a scuola, insomma fai un'infanzia normale? Infanzia, vabbè. Alle superiori cosa fai? Vai a Usati Dolo aziendale turistico, cioè, ho vissuto con mia madre perché poi i rapporti fra i miei non è che fossero un granché, la separazione, poi il divorzio, Ah, ok, quindi poi hai vissuto con tua mamma praticamente? sì, con me. Aspetta, parlami di qua. Sì, abbiamo vissuto con mia mamma e con le mie sorelle e poi prima in 4, poi in 5, poi di Ah, nuovo. quante sorelle siete qui? Non sei solo tu? Io e le mie 2 sorelle. Ah, ok. E adesso una vive con mio nipote che è partito per il suo primo campo scuola con la parrocchia qua di Tombelle. Ok. E poi l'altra è sposata con altri 2 maschietti di 6 e di 5 e 3 anni. Ah, ha 2 figli intendi? Sì, perché 2 una maschietti. volta è uscita posso fare una battuta, era uscita una battuta con, cioè una battuta, purtroppo aveva capito male il Monti, che Iron gli fa che questa persona qua era sposata con 2 bambini. Lui ci ha pensato un po', ma guarda, è impossibile sposarsi con 2 bambini, al massimo con un bambino. Cioè nel senso pensava fosse sposata proprio col bambino, no che avesse 2 bambini lui. Sì. Vabbè, forse ci siamo capiti. E insomma poi ti appassioni alla musica e al Sì, calcio? sì. Da quando? Allora, alla musica, diciamo, ho iniziato quando ero piccolino ascoltando i grandi classici, Black, Elton John, Phil Collins, Madonna. Aspetta Jacques, cosa stai guardando? Guarda, ho il microfono. Scusa. Black, Elton John, Phil Collins e Madonna. Ok. Ovviamente, vabbè, Black avevo la cassetta di Wonderful Life e c'ho il vinile dell'epoca, non in ristampa, tenuto benissimo. Poi vabbè, True Blue di Madonna, tenuto bene, e 2 coppie di But Seriously di Phil Collins nell'89. Una, vabbè, che poi ci abbiamo messo mano, io e le mie sorelle, Trissata, Toia e Cere, Certo. Schifeo. E adesso, e l'altra invece sembra una coppia dell'epoca tenuta perfettamente. Ma tu sei un grande appassionato di musica rock, giusto? Sì, Quali sono i tuoi artisti rock preferiti? beh, partendo dal prog rock degli anni fine 60, vabbè, Pink Floyd, Yes, Who, Marillion, Genesis, King Crimson, poi vabbè, altri che non ho ancora mai sentito come i Traffic, Vandergraaf Generator, Gentle Giant, poi vabbè, Jethro Tull che conosco benissimo,
sono stati la storia, vabbè, conosco Aqualung che non ho mai avuto l'onore di ascoltare, ho ascoltato una volta solo la canzone e ho l'album masterizzato, il doppio Bursting Out Live. Riesci a farci anche da seduto un piccolo balletto che tu fai o devi farlo per forza da in piedi? Va bene, No, perché non so se ci stai dentro l'inquadratura da seduto, se no lo facciamo dopo. va bene. Vai. Questo sarebbe che giro? Aqualung, l'intro di Aqualung dei Jethro Tull, con le prime strofe con la voce del grande Ian Scott Henderson, per tutti gli Ian Henderson, Fantastico. prodotti dalla Island Records, che poi sarà l'etichetta dei Cranberries negli anni 90. Ho capito. Poi sono un grande appassionato anche di calcio, giusto? Sì, Che squadra è che tifi? tifoso interista, tifoso nerazzurro. Ah, Sono ok. stato ai tempi tifoso bianconero, poi sono stato aspramente criticato per il mio cambio, come ho visto, Beh, come volta cabana, volta bandiera, ma ognuno fa quel che si può. Ok, che come che si dice, nella vita si cambia a casa, è mutuo, è macchina, è amorosa, ma è squadra di La calcio fede mai. calcistica mai, esatto. Esatto, però Quindi cosa ne pensi della performance dell'Inter di quest'anno? Lasciamo perdere? Lasciamo perdere, teniamo un velo pietoso. Ok. Quindi però oltre alla tua, alla tua tifoseria, non ho mai capito, tu sei anche un manager, eri un Sì. manager delle bomberine. Sì, sono stato un team manager delle FT Bomberine. Ma cosa vuol dire team manager delle bomberine? Cosa significa? Team manager vuol dire colui che fa da ponte tra la società e la squadra. Ok. E queste bomberine chi erano? Giorgia Schiavo. No, nel senso erano delle ragazze Sì, che delle giocavano- ragazze. che giocavano a calcio. Sì, alcuni hanno giocato anche calcio a 11. Ah, perché era calcio a 5 questo qua. Sì, questo era calcio a 5. Alcuni hanno giocato anche a 11. Ma tu cos'è? Tu l'allenavi praticamente? No, ero solo colui che faceva la ponte tra la società e la squadra, se c'era da dare consigli, davo consigli, se c'era da, quando in momenti in cui serpeggiava il malumore, la poca fiducia nella squadra, andavo a distendere gli umori, Certo. dare consigli. Avevi una figura molto importante. Sì, soprattutto se c'erano da fare cessioni, acquisti o cessioni importanti. insomma. Ma questo è durato insomma parecchio tempo comunque. Sì, dal 2017. Fino a qualche anno fa, giusto? Sì, solo che poi il progetto si è arenato perché alcune, o per impegni lavorativi, altri perché hanno messo su famiglia, poi il progetto si è arenato e io poi ho trovato un'altra squadra con la quale accasarmi, che mi ha fatto sentire veramente a casa. Eccoci qua, purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Insomma, parlavamo di queste bomberine che tu poi è andato a scemare, insomma, questo progetto, giusto? Sì, esatto. Però adesso hai una nuova squadra? Sì, a Cicreola da Saccolongo, Padova. E calcio a 5 Sempre calcio a 5 femminile, sì, sì, sì. Vuoi fare un saluto a qualche bomberina? Beh. A qualche No, ce ne allieva? sono due ex che si sono aggregate al clan della Ah. Cicreola. Sabrina Carretta e Giorgia Pegoraro. Ciao, ciao raga. Poi volevo chiederti, ma questo Enrico, dov'è che esce questo È slang? un grido tratto da un vecchio brano dei Metallica dell'83, Whiplash, fatto da James Hetfield dopo un giro di chitarra di Puoi farci per i tuoi fan su Enrico? Fantastico. Cos'è che. Sì, ok, quindi hai questa passione per la musica rock, per il calcio
E poi volevamo capire com'è che sei venuto a contatto col Bonzo, Iron, Alex. Allora, ecco, il giro dei catarsi, diciamo, sì, di quello che è stato il catarsi. Una sera Vigo Rock mi si presenta davanti Giovanni Conte, per Ah, ok, capirci. che ci sarà, se non è già uscita l'intervista uscirà anche con Giovannino di Take Backs. Esatto, bene, bene, bene. Il Vigo Rock è una sagra, giusto, che c'è a Sì, Vigo Nuovo. una festa della birra più che una Esatto, sacra, diciamo. sì. Mi si presenta e mi dice, vorresti Aspetta, venire? parlami di qua. Sì, mi fa, ok, e mi chiede, faccio piacere, Giovanni, ti andrebbe di venire a soggiorno del Catarsi? Io ho detto, perché no? Ho detto, dove andiamo? Ho detto, vabbè, andiamo alla Mon. Ho detto, va bene, dai. Quanti anni fa questo? Sarà stato più di 10-15 anni fa ormai. Ok, sì, sì, sì. Sì, esatto. E da lì siamo andati giù, ho conosciuto loro, il Benja, Scheggia, tutta la crew. Per gli amici che non sanno cos'è il Portico, praticamente è un'associazione di volontariato, giusto? Sì, esatto. Che però fanno una serata che si chiama il Catarsi, anzi Sì, facevano, adesso si è tutto aggregato, mescolato insieme. Ok, quindi andavate a fare queste escursioni, queste serate? Sì, questi eventi molto, molto importanti, molto belli. Ok, e hai conosciuto anche Bonzo, Iron, eccetera. Sì, esatto. Poi ti ricordi quando hai fatto la tua prima canzone, penso sia stato Trash Supreme 3? Sì, Trash Supreme 3. Ti avevamo contattato, forse ci siamo conosciuti noi prima, adesso non mi sfugge come. Ti ricordi tu? Mi pare una delle feste del Catarsi, mi pare. Sì, o forse un R come rap. Sì, un R come rap, sì, esatto. Di quelle serate lì. E poi hai fatto due canzoni, due partecipazioni su Trash Supreme, mi sembra. E ti ricordi, vuoi descrivere qualcosa di queste canzoni, di questi video? Ti ricordi qualcosa da raccontare? Diciamo che mi ricordo i freestyle, le frasi dette. Ah, ok, sì. E poi il mondo che fa, mia casa da bambina, il morto che cammina, questa è l'unica cosa che mi posso ricordare. Ah, sì, 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 è vero, è vero, è vero. Sì. Ok. E niente, poi cos'altro hai fatto quindi? Cioè, ultimamente cosa fai? Com'è la tua vita? Per il momento sono disoccupato, vabbè, ho fatto il reporter per la redazione del sito tutocampo.it. Ah, Ho intervistato grandi personaggi del mondo del calcio, Bruno Pizzul, Franco Zuccalà e chi più ne ha più ne metta, e Chicco Mentana che vabbè, col calcio ha tutto e nulla che spartire. E vabbè, una volta ho parlato con l'ex sindaco di Padova, Massimo Bitonci, ex uomo del Carroccio della Lega Nord, ma noi non abbiamo nulla a che spartire con la politica. ok, ho capito. Esatto. Vuoi lanciare un saluto ai tuoi amici da casa che ti stanno guardando? Ciao raga, guardatevi alla grande sta puntata perché merita, spacca, dai E noi ci vediamo alla prossima puntata qui con Jacques direttamente dal parcheggio di Vigo Nuovo, perché dei altri devo fare tra l'altro al mercato, quindi ho fatto casino di trovare il parcheggio, vabbè. E spero che facciamo un saluto anche a Cicale, sti grilli che fa il disastro. Sì. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao!